I consiglieri regionali dell'opposizione hanno presentato in Consiglio regionale una mozione per impegnare la Giunta a garantire sul piano regionale a tutti coloro che avanzano richiesta di fine vita un percorso oggettivo, rapido, scevro da qualunque tipo di condizionamento esterno. Secondo l'opposizione va ben definito in questo caso il ruolo della politica, che dovrebbe essere quello di garantire libertà di scelta senza intervenire in merito, in modo da non condizionare la libera scelta delle persone. La mozione riprende il concetto espresso nei giorni scorsi dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia, proprio per dimostrare che il tema non ha carattere politico, ma riguarda la sfera personale di ciascuno. Deve garantire la libertà rispettando la sofferenza e la scelta di chi soffre. Prima firmataria della mozione è stata Erika Baldin, capogruppo del Movimento 5 Stelle, la quale ha dichiarato: speriamo che in questa materia il nuovo governo ascolti le parole di Zaia e del Veneto.